Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palasimula di Sassari. Siamo a circa 10 minuti, un quarto d'ora dalla sirena iniziale della sfida tra Dinamo 2000 e San Salvatore Selargius. È la seconda giornata del campionato di Serie D. A farmi compagnia in questo rapido preparita il direttore tecnico dei padroni di casa Antonello Pilia. Esordio stagionale, prima gara rinviata, cosa vi aspettate visto che siete una neopromossa da questo campionato di Serie D? Sì, allora diciamo che con Emanuele siamo contenti di essere ritornati in un campionato che secondo me ci sta a pennello, perché la Serie D è secondo me in questo momento il campionato che serve ai giovani dell'Academy, della Dinamo Academy a provare a esercitare tutto quello che hanno imparato nelle giovanili in un campionato senior. Ha accennato al progetto giovani, alla crescita e allo sviluppo di giovani talenti locali, può dirci qualcosa di più riguardo a questa idea che state sviluppando? Allora, la Dinamo 2000 ovviamente nasce come società per i giovani, quindi adesso si è anche un po' trasformata, perché oltre al maschile abbiamo una bella realtà nel femminile. Al momento abbiamo 175 atleti nel mini basket e un centinaio nelle giovanili. Qual è stata l'idea mia e della società insieme a Giovanni Piras dalla parte della Polisportiva Dinamo e ovviamente i presidenti Spisso e Sardara, quella di unire i due settori giovanili a partire dall'Under 13 sia nel maschile che nel femminile, e quindi avere un polo di quasi 600 ragazzi. Ovviamente questo aumenta la qualità, ti rende partecipe in due mondi, cioè sia nella Dinamo 2000 che nella Polisportiva Dinamo con squadre omogenee. Questo è quello che è stata la nostra idea. Soprattutto un coach come Emanuele Rotonda, con la sua esperienza da giocatore, può mettere dentro tanti concetti e tante idee di pallacanestro anche a un livello inferiore rispetto a quello a cui lui ha militato appunto da giocatore quando vestiva la canotta. Sì, allora diciamo che Emanuele ha già fatto il campionato di Serie D con un'altra società, però è molto contento di farlo in Dinamo 2000, perché oltre ad avere un rapporto legato ai nostri trascorsi da giocatori abbiamo proprio un rapporto con l'Academy, quindi c'è anche una continuità di lavoro. Lui è responsabile insieme a Nicola Bonsignori del centro mini basket Dinamo, e quindi diciamo sia con i giocatori che con lo staff riusciamo a collaborare a 360 gradi. Tornando invece alla partita che vi stiamo per raccontare, che stiamo per trasmettere, le chiedo un po' che avversario pensate di trovare davanti e quelli che possono essere gli obiettivi di squadra in termini di classifica per la Dinamo 2000, per questa annata 2018-2019 e per voi all'inizio. Guarda, conosciamo il Selargius come società negli anni, perché la Dinamo 2000 ha fatto più di 10 anni di C2, ha fatto già la D, ha fatto la C1, quindi li abbiamo incontrati tantissime volte. È una realtà strutturata come noi ormai negli anni nella pallacanestro, e sappiamo che comunque ha sempre dei giovani interessanti, lavora bene, conosciamo l'allenatore che è un ragazzo giovane che però negli ultimi anni ha fatto bene sia anche con le selezioni regionali, e quindi sicuramente sarà un avversario tosto da affrontare oggi all'esordio. Per quello che riguarda invece gli obiettivi stagionali? Allora, gli obiettivi sicuramente con Emanuele ci siamo posti sempre i playoff, perché comunque noi come Dinamo 2000 siamo una società ambiziosa, lo siamo sempre stati. I campionati che abbiamo fatto, vedete l'anno scorso, comunque sono sempre stati per onorare il campionato, quindi non ci piace partecipare, non avere comunque degli obiettivi ambiziosi. Per quest'anno ci siamo dati i playoff e poi si vedrà con il lavoro come l'anno scorso, che non avevamo comunque come obiettivo vincere il campionato, avevamo l'obiettivo di ben figurare, quindi come l'anno scorso quest'anno cerchiamo di onorare il campionato. Perfetto, io ringrazio il direttore tecnico della Dinamo 2000 Antonello Pilia per averci tenuto compagnia in questo rapido prepartita. Noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e ci risentiamo fra circa un quarto d'ora per la diretta di Dinamo 2000 San Salvatore Selargius.
Amici di Directa Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Palasimula. Da qui la voce di Mauro Garavo, le imprescindibili immagini di Edoardo Cordeda si apprestano a raccontarvi la sfida tra Dinamo 2000 e San Salvatore Selargius. È la seconda giornata del campionato di Serie D di basket maschile. Squadre in campo o quasi agli ordini dei direttori di gara Stefano Mele e Claudia Puliga, rispettivamente di Sassari e Ozieri. Suona in questo momento la sirena che richiama le squadre sul parquet del Palasimula. Andiamo a elencarvi quelle che sono le scelte iniziali dei due tecnici, i quintetti iniziali, a partire per il dovere di ospitalità da quello di Roberto Frau, che guida il San Salvatore Selargius e schiera con il numero 4 Jacopo Moret, con il 6 Riccardo Enrico Uda, col 18 Federico Margini, col 30 Alessandro De Ligia, con il 45 Luca Rundeddu. Risponde la formazione di casa allenata da Emanuele Rotondo. Con il numero 8 c'è Jacopo Canopoli, col 9 Andrea Peragallo, con il 18 Matteo Pisu, col 45 Matteo Pioltino e col 41 Christoph Bach. Seconda giornata di campionato che si completa con le sfide odierne tra Cagliari e Carboni e Coral Alghero contro il Quartus Santer. Nella giornata di ieri le vittorie di Elmas su Vitalis San Gavino di Porto Torres, che è andata a espugnare il parquet di Uri della Sulcispes Sant'Antioco, che ha battuto Nuoro nettamente col punteggio di 79-51 nella quarta sfida del sabato. La sconfitta esterna del Sassari sul campo del Sinai. Esordio stagionale per la Dinamo 2000, che si è vista rinviare la prima gara contro il Vitalis San Gavino, mentre nella prima giornata di campionato la formazione di Roberto Frau è uscita sconfitta tra le mura amiche abbastanza nettamente contro la Coral Alghero, punteggio finale di 81-64, obiettivo salvezza per la formazione di Roberto Frau, obiettivo come ricordatoci dal direttore tecnico Antonello Pilio, che ci ha fatto compagnia nel nostro prepartita, di ben figurare nonostante il fatto che la Dinamo 2000 sia una neopromossa, obiettivo playoff dichiarato. Mentre si è alzata in questo momento la prima palla 2 della gara, il primo attacco è per la formazione selargina, che va subito sotto canestro con il suo numero 18 Margini, lo scarico fuori per la tripla a segno del numero 6 Uda, per i suoi primi 3 punti della sfida. Allora il primo attacco anche per la formazione di Rotondo, prova a ricevere in post il numero 45 Pioltino, che viene anticipato, palla rubata, corre in contropiede Selargius dalla media, palleggio, resto, tiro e bersaglio per Riccardo Uda, suoi tutti i 5 punti del San Salvatore Selargius. Sarà Dinamo 2000 che prova a organizzare il suo attacco con Jacopo Canopoli, arriva a bloccare Pioltino, a buttarsi dentro Canopoli, lo scarico per Bach, l'ultimo tocco è proprio del giocatore polacco, la rimessa sarà per il San Salvatore Selargius. A effettuarla il numero 45 Rundeddu, che ha servito De Ligia, arriva la palla persa anche per la formazione giallonera, prova allora a correre in transizione, a spingere il numero 8 Canopoli, lo scarico per Peragallo, tripla sul ferro del numero 9, corre ancora Selargius, altro tiro preso da Uda, stavolta nettamente impreciso, prova a correre allora in contropiede della Dinamo 2000, Bach viene stoppato, ancora Uda, raccogliere la carambola, lo scarico per il numero 4 Moret, che prova a mettere palla per terra, si va in angolo dal numero 45 Rundeddu, che tira pestando la linea del tiro da 3 punti, 2 punti a referto per il San Salvatore, che parte forte 7-0 il parziale in favore della formazione in trasferta. Mancano 8 minuti e 14 secondi alla sirena di fine primo quarto, appoggio da sotto di Bach, che non trova modo di bucare la retina avversaria per i primi punti della formazione sassarese. Altro tiro dall'arco, questa volta, anzi anche questa volta portato da Uda, rimbalzo sassarese, spinge ancora la transizione Canopoli senza fare troppi calcoli, prende il fallo, il primo della partita. Andiamo a interpretare la segnalazione arbitrale, fallo commesso da De Ligia, è il primo in assoluto della partita. 7-0 dunque l'opportunità per la Dinamo 2000 con Jacopo Canopoli di sbloccare il punteggio dalla linea del tiro libero. 2 su 2 per il playmaker
a disposizione di Emanuele Rotondo. Sale la pressione di Peragallo che disturba la costruzione del gioco. Per la rimessa in attacco per il San Salvatore con Uda, c'è fuori dalla linea del tiro dei 3 punti il numero 30 Deligia, tripla imprecisa sul ferro per Seragius, spinge ancora Canopoli all'altezza della linea del tiro libero, scarica per la tripla da fuori di Matteo Pisu, prova a prendere un po' di ritmo la formazione locale contro parziale di 5-0 per i biancoverdi. Ancora attacco per la formazione in trasferta, margini, scarico per Moret, il tiro dalla media del numero 4 a disposizione di Roberto Frau. Ora prova ancora a correre la Dinamo 2000, arriva il fallo. Rimessa nella linea di fondo per la Dinamo 2000. Vedere Canopoli fuori dall'arco. Pallone ancora per Agallo, scarico sotto in spazi angusti, riesce comunque a trovare l'appoggio Baccher in basso in attacco per Pioltino. Ha referto i primi 2 punti della sua partita, rimonta completata dai ragazzi di Rotondo allo 0-7 al 7 pari. Ancora Uda che finta la tripla dall'arco, va mettere palla per terra, tiene bene questa volta Bach, poi i margini, palla persa dall'attacco di Selagius, infrazione di campo, nuovo possesso offensivo per la Dinamo 2000 che ha l'opportunità per la prima volta in questa partita di andare avanti nel punteggio. 6-36 alla sirena di fine primo quarto. Canopoli sulla pressione forte di Rundedu, e va il blocco di Pioltino, Canopoli va per la tripla a segno di Matteo Pisu, 10-7 si allunga il parziale della Dinamo 2000. Ora Rundedu, San Salvatore che si è un po' spento dopo l'ultima partenza. Rundedu prova a infilarsi, trova il fallo del numero 18 Matteo Pisu. Il parziale, 6 minuti e 11 secondi al termine del primo quarto. È iniziato forte la formazione Selargina, 7-0 il parziale per gli uomini di Frau, contro parziale ancora aperto per i biancoverdi che, ricordiamo, fanno il loro esordio in questo campionato di Serie D dopo il rinvio della prima giornata contro la Vitalis San Gavino. Secondo fallo di squadra per Selargius, la rimette in campo con Rundedu, palla un po' troppo scolastica, intercettata dal numero 18 Pisu, vola in contropiede, si allunga ancora una volta il parziale dei sassaresi. Arriva il ribaltamento per Uda, altra tripla a segno, c'è un po' troppo debole Canopoli in questa circostanza, contestando in maniera non sufficientemente intensa la tripla di Uda nonostante i tentativi precedenti andati a bersaglio. Dunque torna a segnare il San Salvatore, prova a ridurre il margine, tanto long two qua di Peragallo, palla che gioca con i ferri del Palasimola, ma il rimbalzo è per la Dinamo 2000. Conclusione da fuori ancora di Matteo Pisu, decisamente on fire il numero 18, capitano della formazione di Rotondo. 15-10, 5 lunghezze di vantaggio per i biancoverdi. Ancora Uda, da un'occhiata al canestro, prende un'altra tripla, non sbaglia mai in questo avvio di gara Uda. Giro di cambi. Si può riprendere a giocare.
sul parquet del Palasiula, anche se il tavolo richiama a 6 ml. C'è un consulto per stabilire se l'ultimo canestro di Uda sia stato da 2 o da 3 punti. Dal nostro punto di vista sicuramente non il migliore, i piedi erano sembrati entrambi oltre l'arco. Vediamo un po' quale sarà la decisione definitiva inappellabile dei direttori di gara, confermata la tripla di Riccardo Uda, dunque 15-13. Questo è il punteggio quando siamo praticamente a metà del primo quarto al Palasiulo, 5 minuti 4 secondi alla termine del primo quarto, 15-13. Attacchi meglio delle difese in questa prima metà di primo quarto. Ancora Canopoli va a disturbarlo, Rondella si butta dentro al Canopoli, va a pescare il fallo del numero 45 del San Salvatore. Ancora 14 secondi per l'attacco dei biancoverdi, rimessa al lato proprio in zona Emanuele Rotondo. Vediamo se andrà a catechizzare l'altro Pisu, Simone. Rimessa già effettuata da Canopoli, finisce praticamente sul cerchio del centrocampo, prova a prendere posizione in post basso Virdis, muove la palla nell'attacco della Dinamo 2000, prova a girarsi nel pitturato Pioltino, conclusione un po' forzata che non viene accolta dai ferri del Palasiulo. La prova a correre in contropiede il San Salvatore, arriva il fallo di Pisu. Quei 2 liberi per la formazione oggi in trasferta. Squadra selargina, l'anno scorso ha ottenuto la salvezza vincendo la pool playout. Ovviamente obiettivo stagionale quello di ottenere una permanenza in categoria un po' più serena rispetto a quella dell'anno scorso. Tanto brutto tiro libero qua di Mattia Mellis che non sfiora neanche il primo ferro. Cerca la concentrazione il numero 32 ospite, secondo libero a bersaglio, dunque un punto a separare le 2 squadre in questi primi 10 minuti. In realtà sono 5 e mezzo quelli giocati, molto equilibrati. Tanto incrocia in palleggio Simone Pisu, si mette in proprio, fa bene, trova 2 punti. Numero 16-17, ottima qua la pressione di Canopoli che beffa Rondella, prova a correre in contropiede, rimane a terra Canopoli. Dopo il terzo tempo si tocca il ginocchio destro, mani sul volto per il playmaker classe 1998. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo. Rimane a terra, potrebbe trattarsi solo di un grosso spavento, anche coach Rotondo ad aiutarlo a recuperare la propria verticalità. In realtà Canopoli appare molto claudicante ed esce un braccetto tra Rotondo e Matteo Pisu. Al suo posto c'è Matteo Sata. Qua Rondella fatica a passare la metà campo, gara che sta crescendo in termini di fisicità. Ora Uda prova ad andare 1 contro 1 con Pisu, prova a servire un compagno, intenzione ben letta dal 20 della Dinamo 2000. Palleggio, arresto, tiro ancora oltre la linea dei 3 punti per Matteo Pisu. Massimo vantaggio per la Dinamo 2000, siamo 20-14. La pressione di Sata è fallosa, il terzo fallo di squadra nel quarto per i biancoverdi. Rimessa al lato dunque per il San Salvatore che attacca sotto di 6 a 3:33 dal termine del primo quarto. Tanto qua la finta di tiro, lo scarico per Melis, tiro non a bersaglio, rischia la propria incolumità e quella degli addetti al tavolo. Federico Margini, la rimessa è per i padroni di casa. Con Matteo Sata,
uno dei 3 playmaker a disposizione di Emanuele Rotondo, decisamente meno istintivo rispetto a quel Jacopo Canopoli che ha sostituito per infortunio. Vedremo se nel corso della sfida riuscirà a rimettere piede sul parquet. Tanto arrivano 2 punti appoggiati alla tabella per Alessandro Virdis, Dinamo 2000 che prova a scappare in questa fase finale di primo quarto. Tanto duello tra numeri 18 sotto canestro, palla ancora per Uda che prova la conclusione, stavolta un po' troppo forzata sulla buon contest portatogli da Pisu, prova a correre in contropiede Sata, si arresta un po', arresta la sua corsa all'altezza della linea del tiro libero, posizione in post per Pioltino che sovrasta fisicamente il proprio marcatore Margini, trova un altro canestro, stavolta dal pitturato, doppia cifra di vantaggio per la Dinamo 2000, massimo vantaggio da giornale. Tanto fallo di Virdis, quarto di squadra per la Dinamo 2000, buona gestione dei falli questi primi 8 minuti da parte di entrambe le squadre. Intanto escono Pioltino e Matteo Pisu, fanno il loro esordio nella partita Cristian Peralta e Marco Sanciu. Messa al lato per il San Salvatore, riceve Uda che è un po' il maggior terminale offensivo in questi primi 10 minuti, prova a forzare la penetrazione Federico Margini, concede il centro, la difesa della Dinamo 2000 se lo prende il numero 18, esperienza in Serie C sempre con la maglia del San Salvatore, che prestito di un anno all'Olimpia nel suo passato da segno con il primo tiro libero. 2 su 2 per il numero 18 e svantaggio del San Salvatore che torna sotto la doppia cifra. Riceve Pisu, non è per Sanciu, Pisu si muove bene sul blocco portato da Alessandro Virdis, percentuali eccelse alla lunga distanza per la Dinamo 2000, 27 punti realizzati in poco più di 8 minuti a certificare la bontà della nostra affermazione. Ora Uda, spazi un po' chiusi, ora nell'attacco Salargino, prova a uscire dalla trappola difensiva San Salvatore, prova a pagare la calzone nell'attacco Federico Margini, lavora ancora bene la difesa bianco-verde, si butta dentro Matteo Satta, va a trovare il fallo della difesa giallo-nera, 2 liberi anche per lui. Tanto arriva in un minuto di sospensione, ci prendiamo una piccola pausa anche noi, torniamo per l'ultimo minuto e 28 secondi del primo quarto tra Dinamo 2000 e San Salvatore Selargius. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Un minuto e 28 secondi al termine del primo quarto al Pallasimula di Sassari, Dinamo 2000 avanti di 12 contro il San Salvatore Selargius. In lunetta, dopo aver realizzato il primo tiro libero, c'è Matteo Satta, arriva il viaggio immacolato in lunetta per il numero 2
29-16, ultimi 90 secondi mal contati del primo quarto. Qua palla pericolosa di Uda che la butta nel ribaltamento, rischia di fare la stessa cosa a Simone Pisu, un po' farraginosa in questo caso la costruzione dell'attacco. Esce bene qui con questa palla in angolo per Sanciu, il long two del numero 25 termina sul ferro a margini, questo scarico in post per Jacopo Moret che guadagna anch'esso il viaggio in lunetta. 2 liberi ora per Jacopo Moret. Ex giocatore dell'Esperia, giocatore interno e fisico, anche un buon tiro dalla media, finora non ci ha mostrato questa qualità, ha preferito sempre lavorare all'interno del pitturato. Libero a segno senza neanche sfiorare i ferri del Pallasimula, secondo me leggermente più laborioso ma comunque con lo stesso risultato. 29-18 per i biancoverdi, sono entrati nell'ultimo minuto del primo quarto. Bravo in questo caso Virdis a lasciare lì un Moret un po' troppo pigro in difesa. San Salvatore con uno degli ultimi attacchi del primo quarto, con De Ligia che lavora sull'attenta guardia aggressiva come sempre di Matteo Satta. Uda sul blocco di De Ligia, si apre fuori dalla linea del tiro da 3 punti, tiro sul ferro, il rimbalzo è di Virdis, prova a correre la Dinamo 2000 con Simone Pisu, visione forzata sulla buona difesa avversaria. 13 secondi ancora per l'attacco della Dinamo 2000, discrepanza di circa 8 secondi tra cronometro della gara e cronometro dei 24 secondi. Matteo Satta in punta, prova a giocare il pick and roll con Peralta, forza questa conclusione, va a segno il numero 2 della Dinamo 2000. 33-18, 3 secondi al termine del primo quarto, la conclusione da metà campo di Alessandro De Ligia, trova solo il tabellone senza avvicinarsi minimamente ai ferri del Pallasimula. Si chiude il primo quarto sul parquet del Palazzetto Sassarese. Dinamo 2000 33, San Salvatore Sanagius 18. Piccola pausa per noi, ci risentiamo per l'inizio del secondo quarto. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di commerciali Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Di nuovo live dal Pallasimula di Sassari, pochi secondi all'inizio del secondo quarto della sfida tra Dinamo 2000 e San Salvatore Sanagius, seconda giornata del campionato di Serie D di basket femminile. Primo quarto che ha maschile, che ha nettamente sorriso alla formazione di Emanuele Rotondo, che ha chiuso in vantaggio di 15 lunghezze dopo una partenza falsa che l'ha vista andare sotto per 0-7. Poi da lì in poi la squadra bianco-verde ha preso nettamente il comando delle operazioni
decisamente più reattiva, come dimostra questo rimbalzo catturato da Marco Sanciu. La prova a costruire Satta, va a chiudersi un po' in un angolo, scarica per il numero 25, stoppata del numero 32 Melis. Scadono i 24 secondi di primo attacco non eccelso nella formazione di casa, che inaugura con una palla persa il secondo quarto di gioco. Gara che sta per riprendere con la rimessa dal fondo affidata a Federico Margini. Riceve De Ligia. È un po' la scelta offensiva della formazione ospite con Uda, e va a giocare sul blocco di Moret. Palleggio, il resto tiro dalla lunga, riparte il miglior realizzatore nella formazione di Coach Frau, protagonista nei primi minuti di gara. Una serie di canestri dalla lunga. Qua buona giocata in attacco della Dinamo 2000 con la bella palla dentro di Peralta per Virdis. Sbaglia un appoggio non complicatissimo, discreta libertà qua per De Ligia, che va a forzare questa penetrazione, non arriva il fischio arbitrale che avrebbe gradito. E il fallo ora di Massidda. Minuti e 42 secondi all'intervallo lungo, 33-20 il parziale. La ricezione di Sanciu fuori dall'arco, riceve Pisu, va a sfruttare il blocco di Peralta. Si chiudono ancora un po' gli spazi nell'attacco sassarese, ma il rimbalzo sorride ancora gli uomini di Rotondo, con Virdis che taglia fuori bene il diretto avversario nel duello per questa carambola. Poi con a sinistra va a concludere verso il canestro, subendo però il fallo da parte di un giocatore giallo, nello secondo fallo di squadra per il San Salvatore. Viaggio in lunetta per Alessandro Virdis, che inaugura lo stesso andando a bersaglio, realizzando il punto numero 34 per la squadra di Emanuele Rotondo. Secondo libero non a bersaglio, dunque 14 le lunghezze di vantaggio per i sassaresi. Ancora Uda, dai e vai con De Ligia, ancora gran difesa di Satta su di lui. Va forte al rimbalzo Moret. Il rimbalzo è per i sassaresi, tripla in transizione a bersaglio di Simone Pisu, tirando molto bene oltre l'arco. Dinamo 2000 16 punti di vantaggio, anzi 17, 37-20. Qua buca l'anticipo Sanciu, tripla con spazio per Uda. Una propria giornata per commettere errori difensivi quando nei pressi c'è il numero 6 del San Salvatore. Ora Sanciu per Simone Pisu, palla complicata da ricevere, prova a correre il San Salvatore, l'intercetto di Pisu, poi Sanciu si tuffa, altro tuffo di Simone Pisu. Grande intensità sul parquet del Palasimula, prova a mettere un po' d'ordine Massidda. Pallone ora per De Ligia, prova a ragionare in punta. Uda sul blocco di Moret che si apre, long two per il numero 4. Arriva il fallo nel tentativo di tagliare fuori l'avversario di Simone Pisu. Primo fallo di squadra per i biancoverdi. Rientra Peragallo, lascia il terreno di gioco proprio quel Simone Pisu che ha mandato a bersaglio. L'ultima tripla che ha consentito alla Dinamo 2000 di portarsi sul temporaneo più 17, arginato poi dalla tripla di Riccardo Uda. 7 minuti e 11 secondi all'intervallo. San Salvatore alla caccia di quel parziale che potrebbe far rientrare i ragazzi di Frau in partita. De Ligia riceve con discreta libertà, il suo tiro però è corto, allora prova a spingere la transizione Satano Luke per il numero 18 Pisu. Arriva dalle retrovie sulla fascia centrale Alessandro Virdis. 2 punti per il numero 19, va a posizione profonda, rischia il fallo in attacco anche il
Numero 13 Massi dallo scarico per Uda, altri 2 punti per il 6 che prova a tenere in vita il San Salvatore sotto comunque in abbondante doppia cifra. Pallone per Peragallo che dà un'occhiata, circolazione momentaneamente perimetrale, ora riceve Peragallo, c'è zona per il San Salvatore, lo scarico di Peragallo a cercare uno spazio che non c'era, poi pasticcia in palleggio Deligia, può spingere la transizione alla Dinamo 2000, legge bene però le intenzioni di Sata Uda e Dinamo 2000 che gestisce in maniera tutt'altro che impeccabile questo 3 contro 1. Rimessa sarà ancora però per la formazione sassarese, ma non prima del minuto di sospensione chiamato da Emanuele Rotondo. Piccola pausa per noi. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Di nuovo live dal Palasimula di Sassari, rimessa dal fondo per la Dinamo 2000 a incaricarsi. La battuta Peragallo, l'ottimo taglio sotto canestro di Virdis, presa del San Salvatore che si perde il numero 19. Aspettava una palla fuori per l'uscita di Sata che tanto correva sui blocchi, buon lavoro dalla rimessa per Emanuele Rotondo che ha disegnato al meglio l'uscita dal time out, sempre indicativo di buona salute, uscita dal time out come quella appena messa in mostra dalla Dinamo 2000. Ora Sata va sulla sinistra, non arriva, aiuto difensivo, ha battuto troppo facilmente Deligio, altri 2 punti per la Dinamo 2000 che aggiorna il massimo vantaggio sul più 18, 43-25, non stiamo per avvicinarci alla metà del secondo quarto, per la precisione 5-33 alla sirena che manderà le 2 squadre all'intervallo. Finta il tiro, si chiude bene la difesa della Dinamo 2000, più bravo in questo caso l'attaccante Gabriele Massida a trovare 2 punti. Rotondo si lamenta per un'infrazione di passi non ravvisata dai direttori di gara. Riceve Pisu, lo scarico per Pioltino, grande palla schiacciata a terra per il taglio sulla linea di fondo di Alessandro Virdis, altri 2 punti per il 19. Dinamo 2000 si conferma in gran controllo qua, grande stoppata di Virdis che si fa perdonare per il ritardo, si era perso momentaneamente il taglio dell'avversario, è stato bravo a rimediare grazie alla sua verticalità. Buon momento nella partita di Alessandro Virdis, lungo che come abbiamo appena visto molto verticale, cresciuto anche lui nel settore giovanile della Dinamo. C'è un altro time out sul parquet del Palasimula, c'è un'altra pausa anche per noi.
45-27 il parziale in favore della Dinamo 2000, 4 minuti e 53 secondi dal termine del primo tempo. Dinamo 2000 in controllo, come ben manifestato dal punteggio a tabellone, secondo quarto in cui i biancoverdi hanno aggiornato il loro massimo vantaggio a più 18, a pensare che la sfida era iniziata con un 7-0 in favore dei gialloneri allenati da Roberto Frau. Matteo Sata in punta a orchestrare l'attacco della Dinamo 2000, scarico per la tripla di Matteo Pisu, arriva il fischio arbitrale contro l'attacco dei padroni di casa, è semplicemente una rimessa dal fondo, ultimo tocco bianco-verde. In lunetta Matteo Satta aggiorna il punteggio sul 47-27, lo svantaggio inizia a diventare complicato per la formazione in trasferta. Amoret si fa vedere in angolo, Uda, palla in passaggio un po' complicata, si va allora in punta da Rundeddu, lo scarico dentro per la ricezione nel pitturato di margini, liberi per il San Salvatore per provare a contenere carestia offensiva pericolosa, invece diametralmente opposti, quindi eccelsi quelli della formazione di Rotondo. 47 punti segnati in quasi 16 minuti di partita disputati, siamo su una proiezione che va sui 120. Intanto qua perde la maniglia in palleggio Matteo Pisu, palla persa dalla squadra di Rotondo. Uda riceve in punta, prova a mettere palla per terra sfruttando il credito creatosi con le numerose triple. La pallone tra le mani di Rundeddu, il blocco di Morte, gioca nel pick and roll, scarico per il numero 18 Margini che finta di andare in angolo, si prende il tiro alla media un po' forzato, sarebbe stato forse più saggio servire Nuda in giornata di tiro eccellente. Sta decisamente però bastando l'ottima prestazione offensiva del numero 6 qua, Virdis a sfruttare il mismatch fisico a suo favore, portarsi Uda sotto canestro e trovare altri 2 punti. Ottimo secondo quarto del numero 19 che ora si trova a difendere contro Margini, conclusione complicata per il numero 18 che non trova neanche il ferro, motivo per cui il cronometro dei 24 non si è ovviamente resettato. Ancora Margini si fa largo con una spallata, altra conclusione che non trova neanche il ferro. Scontro tra i due, non fischia il direttore di gara, si è fortunato Federico Margini. Hanno bloccato il gioco i direttori di gara, approfitta Manuel Rotondo per chiamare time out, ne approfittiamo anche per prenderci un'altra pausa pubblicitaria.
20 lunghezze di vantaggio per la Dinamo 2000 sul San Salvatore Saragius, 2 minuti e 48 secondi all'intervallo lungo. Questa è la situazione di punteggio sul tabellone del Pallasimula, che sta ospitando questa gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie D di basket, messa in zona d'attacco dopo il time out per la Dinamo 2000 nel duello che vede protagonista Sanchu. C'è del pallone a un compagno, poi Peragallo più reattivo, sulla sua conclusione arriva il rimbalzo di Pioltino che trova il fallo di Mattia Mellis, va a segno e andrà in lunetta con il libero supplementare. 22 lunghezze di vantaggio, si allarga tantissimo la forbice tra le due squadre, peso di 51-29 con Pioltino in lunetta, non trova il punto numero 52. Rimbalzo di Moret, prova a guidare l'attacco Selargino Rundeddu, poi Moret a pescare l'ottaglio dello stesso numero 45, mette palla per terra e scarica per un compagno Lovicu. Il pallone ancora per Rundeddu che si butta dentro con la mano sinistra, va a pescare il fallo di Bach. Qua buona lettura del numero 45 del San Salvatore, play classe 2002, con ampi margini di miglioramento in lunetta per la sua squadra quota 30. Saragius che sta faticando molto più in difesa rispetto all'attacco, comunque a realizzare 31 punti in 18 minuti di partita, praticamente un po' più inquietanti i numeri difensivi, vedono i 51 punti subiti. Allora riceve Peragallo che fa un giro sul perno, lo scarico fuori dalla linea del tiro da 3 punti per Sanchu, si cambia lato per la tripla di Matteo Pisu e trova il fondo della retira nonostante una buona difesa in questo caso del San Salvatore. Ora Piludu ha allargato le sue rotazioni, Frau ha fatto il floater, qua il numero 50 ha trovato il ferro, era Peragallo, finta solo il blocco Pioltino, poi va da Matteo Pisu, si fa vedere ancora Peragallo, mette spalle a canestro, poi si butta dentro contro Lovicu, forza un po' la conclusione del rimbalzo Selargino per Moret, prova a spingere Rundeddu, palleggio resto tiro dalla media per il numero 45, ora sta provando un po' ad accelerare i tempi, la formazione di Frau che fatica a ricucire lo strappo. Ora è Sanchu in palleggio sulla difesa di Piludu. Peragallo finta il tiro, butta dentro l'area, rimbalzo di Pioltino che cerca una palla improbabile, riesce comunque a trovare Bach con una magia, altro rimbalzo di Pioltino, arriva il fallo della difesa ospite, fallo che manderà in lunetta il numero 45, originario di Vigevano, giocato nella squadra di casa, un rimbalzista offensivo. Sbaglia però pezzo libero, raccogliendo comunque gli applausi del proprio pubblico e della panchina. Lotta Bacca rimbalzo, si addormenta un po' Moret, trova 2 punti il polacco classe 1995, 56-31, 26 secondi all'intervallo lungo al Pallasimula. Mette palla per terra e batte abbastanza facilmente Bach Melis, trova il fallo del giocatore polacco, fallo comunque da spendere per la formazione bianco-verde, solo il terzo di squadra, mancano 23 secondi e 2 decimi al termine di questo secondo periodo. Qua dai e vai piuttosto scolastico ma efficace di Piludu, 2 punti per il Selagius, prova a spingere la transizione Sanchu che rischia di perdere questo pallone, ci pensa Rundeddu a salvare il numero 25 commettendo un fallo piuttosto ingenuo che manderà in lunetta il
numero 25. Giocatore molto pulito solitamente, con un'accelerazione un po' insolita per il suo abituale modo di giocare. È arrivato comunque il fallo, primo libero a segno per il numero 25. Rifà il 2-2 per Sanju. 25 di lunghezza di vantaggio, siamo 58-33. L'ultimo attacco per il Selargius con Rundedo, che va a giocare il pick and roll con Moret. Lo scarico per la tripla di Piludo, rimbalzo e per la Dinamo 2000, prova a scappare per Agallo, non c'è più tempo, suona la sirena del Palasimula, finisce il primo tempo, Dinamo 2000 58, San Salvatore Selargius 33. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ci risentiamo fra circa 15 minuti per i secondi 20 minuti della sfida. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di commerciali Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. 30 secondi all'inizio del secondo tempo della sfida tra Dinamo 2000 e San Salvatore Selargius, seconda giornata del campionato di Serie D di basket, prima frazione di gioco che si è chiusa con i sassaresi abbondantemente avanti, punteggio di 58-33. 33-18 il parziale del primo quarto, 25-15 quello del secondo. Pensate che il San Salvatore aveva iniziato la sfida con una parziale di 7-0, da lì in poi la squadra di Emanuele Rotondo ha preso confidenza con la gara, contro parziale a mettere subito in chiaro le cose, incanalare la partita verso i binari più graditi ai padroni di casa. Prima gara stagionale per la Dinamo 2000 che si è vista rinviare la prima di campionato contro la Vitalis San Gavino, mentre il San Salvatore Selargius è stato sconfitto piuttosto nettamente 81-64 il punteggio nella sua prima di campionato in casa contro la Corrado Alghero. Tanto qua reagisce male la difesa sassarese, Selargius si trova i primi 2 punti della ripresa con una penetrazione tutt'altro che impossibile, parecchio indisturbata di Luca Rundeddu. Vediamo poi se il San Salvatore riuscirà in qualche modo a rientrare in una partita da cui è uscito fin troppo presto. Qua si butta dentro Matteo Pisu, trova il fallo della difesa selargina. Fallo dovrebbe essere di Jacopo Moret, primo fallo di squadra per i gialloneri, primo viaggio in lunetta del secondo tempo per i padroni di casa, con Matteo Pisu che mette a segno il primo libero in questa gita in lunetta, con l'aiuto di Ferretta Bellone trova i primi 2 punti del quarto a Dinamo 2000. La chiama a mano Rundedu,
uscita di Uda, tripla da lontanissimo del numero 6, poi Bach, bravo a gettare palla addosso a Mattia Mellis, guadagnarsi la riversata al fondo, raccogliendo gli applausi della sua panchina per l'ottimo sforzo profuso nonostante il risultato sia nettamente a vantaggio della formazione del direttore tecnico Pilia. Abbiamo sentito nel nostro prepartita uscita di Peragallo che in punta prova a mettere palla per terra contro Uda, va un po' a ostruire gli spazi, conclusione forzata che non trova neanche il ferro. Scelta discutibile questa di Peragallo. Nuovo attacco per Luca Rundedu, c'è Jacopo Moret, butta dentro Luca Rundedu, attenzione all'uscita del numero 30 De Ligia, si butta dentro, alla fine si mette in proprio Mattia Melis, va a trovare il fallo della difesa che lo manda in lunetta con 2 tiri liberi, 8 minuti 32 secondi al termine del terzo quarto al Palasimula. San Salvatore che avrà bisogno verosimilmente di una sgasata in questi primi minuti di ripresa, un po' per mettere un po' di pressione sulla Dinamo 2000, apparsa come già detto in più circostanze veramente in controllo della sfida. La rimessa per la Dinamo 2000, chiamata di Sancho, il fallo di Rundedu, prova a alzare il livello dell'aggressività difensiva. La squadra giallo-nera, c'è il cambio che vede coinvolto lo stesso Rundedu e il rientro in campo di Raffaele Lovicu, guardia 2000, un'esperienza negli States per lui a livello di high school. Il blocco di Pioltino, Pisu, gioco a 2, palla improbabile quella tentata da Pioltino, lui si arrabbia con i compagni, la palla persa di tutta sua De Ligia, fallo in attacco per un blocco irregolare di Mattia Mellis che voleva favorire l'uscita di un compagno, pizzicato in fallo dal signor Stefano Melle di Sassari, che dirige una sfida coadiuvata dall'ostienese Claudia Pulica. Sancho, fallo di Lovicu, cresce rapidamente il conto dei falli nel quarto della squadra di Roberto Frau. Ora Sancho che stavolta va via agevolmente a Lovicu, che ne perde per un attimo le tracce, salvo poi riaccodarsi. La palla per Pioltino, servito da Pisu. Ottimo stavolta il taglio verso il canestro del numero 45 che trova il fallo dell'avversario. Il canestro è dunque il potenziale gioco da 3 punti che proverà a concretizzare fra qualche secondo. 62-35. Pioltino completa l'opera per la linea della Carità, 28 punti di vantaggio per la Dinamo 2000. Palla schiacciata a terra per la posizione nel pitturato, presa da Massidda. Extra pass di cui forse non si sentiva questo gran bisogno. Un Salvatore che si salva prendendo questa rimessa laterale che va rimessa da fondo, scusate, sporcata dalla difesa sassarese, già effettuata da Uda per De Ligia che si butta dentro sul blocco di Massidda, sfortunato nella sua conclusione, che gira sul ferro senza però andare a bersaglio. Qua Pioltino mette bene palla per terra, va a giocare contro il raddoppio portatogli da Moret, poi lo scarico per Bach che si appoggia al tabellone, subisce il fallo di Lovicu, se non abbiamo visto male. San Salvatore già quota 5 falli nel quarto, si complica ulteriormente la posizione della squadra di Frau.
che ora va a rimettere in campo Daniele Puzzu. Non è Tabak, fortunato nel trovare il fondo della retina. Sette 18 alla sirena del terzo quarto. Continua ad ampliarsi il divario fra le due squadre. Salvatore in questi primi minuti di secondo tempo non è riuscita a dare quell'accelerata che sarebbe stata utile per provare a mettere qualche sassolino negli ingranaggi finora perfetti della squadra di Rotondo. Rimbalzo di Peragallo sul tiro di Uda, prova a rubare palla De Ligia, non commette fallo ma non riesce nell'intento principale, era quello di recuperare questo pallone. Peragallo per Sanciu, tanto a battere già questa rimessa in compressione tra i due, il regalo che fa infuriare Emanuele Rotondo, nonostante i 2 punti subiti portino il San Salvatore solo sul meno 27, tanto sale qua la pressione di Moret. Palla 2 che come da regolamento non si alzerà, fazione che indica la Dinamo 2000 dovrebbe essere la squadra di Rotondo a riprendere le ostilità, tanto c'è un time out sul terreno di gioco del Palasimo. Noi ne approfittiamo per andare a elencarvi quello che sono stati gli eventi del palinsesto del weekend di Directa Sport, che da questa settimana collabora con Telecosta Smeralda, canale 13 del digitale terrestre, che trasmetterà 4 degli eventi del fine settimana di Directa Sport in replica nella giornata di lunedì e martedì. Domani alle 19:30 sarà il turno di Bosa Nuorese, a seguire l'esordio interno dell'Ermea di volley che ospita Orvieto, mentre nella giornata di martedì Città di Sesto Leonardo Cagliari, il derby di calcio a 5 anticiperà la sfida casalinga della Raimond Sassari di pallamano contro la 2 Agosto Bologna. Altri eventi del weekend di Directa Sport, quelli che comprendono la sfida tra San Salvatore Seraggius e Basket Pistoia per il basket di A2 femminile, mentre per quello che riguarda sempre la palla spicchi, la sfida che vi stiamo trasmettendo in diretta dal Palasimo tra Dinamo 2000 e San Salvatore Seraggius, e poi il calcio con la prima categoria, la sfida tra Atletico Settimo e Villa Simius per il campionato di promozione a San Marco a Semini, che ospita il Villassorra. Nel frattempo è ripreso il gioco sul parquet sassarese, lo scarico per Pisu, la sua presa è difettosa, dunque non può prendersi un tiro in ritmo, decide allora di buttarsi dentro Pioltino, la palla di ritorno per il numero 18 che si alza costruendosi un tiro tutt'altro che semplice, a una distanza notoriamente complicata. Punti numero 65 e 66 per i biancoverdi, che ancora una volta escono bene dal time out. 66-37, qua forza un po' la conclusione da sotto Moret, l'ultima difesa della Dinamo 2000. La pressione è fallosa della squadra giallonera, altro fallo di squadra che manda in lunetta nella fattispecie il capitano della Dinamo 2000 Matteo Pisu, cresciuto proprio nella società biancoverde, capitano, giocatore tutto cuore che oggi si è fatto valere anche dal punto di vista realizzativo. 2 su 2 in lunetta, Dinamo 2000 che si avvicina a quota 70 quando manca ancora tantissimo al termine della partita. Il giocatore colleziona un'altra palla persa, pare anche un po' scoraggiato, un po' mentalmente fuori da questa gara, anche se rischia di vedersi regalata questa palla da Sata. Pallone per Piso, ancora in punta Sata che si addormenta ancora una volta, gli soffia palla De Ligia, prova a buttarsi dentro, fallo di Sata, 2 tiri liberi per il numero 30 giallo-nero. Secondo fallo di squadra per la squadra biancoverde. 5 minuti e 43 secondi al
termine del terzo quarto, primo libero a bersaglio con l'aiuto di Ferratabellone per Alessandro De Ligia, ex giocatore del Terralba di proprietà dell'Azzurra. Qua Bach può andare 1 contro 1, buona la posizione di Lovicu, mantiene una posizione verticale, costringendo Bach a un tiro non semplice. Bach poteva comunque oggettivamente fare meglio nella circostanza. Qua De Ligia fa saltare Pioltino, poi lo scarico per Moret, si alza da 3 punti. L'azione di rimbalzo, l'ultimo tocco è del numero 4. Arriva il cambio e vede Bach abbandonare il terreno di gioco a prendere il suo posto Virdis. Ottimo il secondo quarto del lungo a disposizione di Rotondo. In palleggio Pisu, l'altro Pisu Simone, palla sotto per Pioltino, arriva il raddoppio, l'area è riempita da San Salvatore, allora c'è spazio per la tripla del 20 bianco-verde. Tripla non a bersaglio. Lovico si butta dentro, prova a fare tutto da solo, trova l'intervento della difesa sassarese a negargli un appoggio piuttosto semplice. Fa tanto Uda a pestare la linea laterale, messa al lato già eseguita dai padroni di casa. Altro fallo di De Ligia. Il terzo quarto che è non caratterizzato da tanto ritmo, complice l'ampio divario tra le due squadre e l'elevato numero di falli commesso dalla squadra in trasferta, che in questa circostanza manda in lunetta Matteo Satta. Matteo Satta che ha giocato molti minuti, siamo stati riservati a Jacopo Canupo, riuscito dolorante per una botta al ginocchio nel post partita. Vedremo delucidazioni il coach Rotondo su quelle che sono le condizioni dell'estroso playmaker classe 1998. 1 su 2 per Sata, 69 a 38. Moret va fuori dall'arco per il numero 41 Puzzo. C'è una grande difesa di Pioltino, grande, complicatissimo il tentativo del suo avversario a trovare alla fine un fallo, il terzo di squadra per i padroni di casa. 4 minuti 34 secondi al termine del terzo quarto. La palla complicata per Uda che pesta di nuovo la linea laterale. Questa brutta palla servita lì da Lovicu, palla persa per il Selargius, che è sotto anche nel parziale di questo terzo quarto, che racconta di un 11 a 5, che ha visto logicamente allargare il divario fra le due squadre. Qua Firdis va a infilarsi un tunnel di difficile uscita. San Salvatore che chiude bene l'area, palla persa per la Dinamo 2000. Palla rimessa in gioco a servire Piludu, la solita pressione asfissiante di Sata. Uda prova a mettere palla per terra, scarico fuori pericoloso, rischio di un'altra palla persa per il San Salvatore, che ci va vicino in almeno 2 circostanze. Poi il pallone per Moret. Uda si alza da 3 punti, trova un canestro che gli mancava da un po'. Prova a predicare nel deserto il numero 6 giallo-nero, un Salvatore che scollina oltre 40. Qua gira bene la palla nell'attacco della Dinamo 2000, tripla frontale premiata dagli dei del basket di Simone Pisu. Il vantaggio che torna sopra le 30 lunghezze. Le posizioni in post, Moret si rigiri sul perno, alla fine contro 3 avversari riesce a venire fuori da questa situazione con un fallo.
fallo subito da Jacopo Moret, classe 1993. Ricordiamo che questa seconda giornata del campionato di serie di basket si completa nella giornata di oggi con le sfide tra Scuola Basket Cagliari e Carboni e Corral Alghero Quartus Sant'Elena. Nella giornata di ieri la vittoria interna di Elmas contro la Vitalis San Gavino e quella sempre tra le mura amiche della Sulcispes contro la pallacanestro Nuoro, mentre per quello che riguarda le formazioni esterne, che sono altrettante, la vittoria di Porto Torres sul basket Uri e quella del Sinai sul Cussassa. In realtà questa è un'altra vittoria tra le mura amiche. Qua prova a forzare la conclusione da sotto Pisu, lo spinge la transizione nonostante l'attacco non sia stato un granché. Ottimo il rientro difensivo dei biancoverdi che mantengono 30 lunghezze di vantaggio. Scivola ancora molto bene Sata, Uda è costretto a scaricare in angolo per la tripla di Pizzi. Fallo, rimbalzo a subirlo è ancora una volta Moret. È stato Moret stesso a commettere fallo in maniera decisamente scorretta, opposta al vero, la segnalazione arbitrale. E dunque 2 liberi per Alessandro Virdis. Due minuti e 47 secondi. Stavolta il ferro va a beffare il tentativo di Virdis, non trova un altro punto, quella che è finora una ottima prestazione. Ora Moret per Uda a distanza siderale, si alza il numero 6 che prova a fare un po' tutto da solo. Qua Moret, serie di tuffi sul parquet del Palasimo, alla fine ne viene fuori con la palla tra le mani Simone Pisu, che lascia l'onere di costruire l'attacco locale a Matteo Satta. Pallone ancora per il Pisu col 18, sfrutta il blocco di Virdis per prendersi una tripla con discreta libertà, palla che tocca il ferro e poi va dietro il tabellone toccando la struttura del canestro che mette al fondo per il San Salvatore. Stiamo per entrare negli ultimi 120 secondi del terzo quarto. Dinamo 2000 in vantaggio netto ed evidente di 31, che ora 31 che ora diventano 29 grazie al bel lavoro sotto canestro di Jacopo Moret, che si sta un po' sostituendo a Uda nel ruolo di miglior marcatore del San Salvatore, che trova l'appoggio al tabellone Peralta. Pallone che non trova neanche il ferro. Qua buona la posizione difensiva di Matteo Pisu, poi il fallo, un po' di frustrazione anche di Daniele Puzzu. Ennesima coppia di tiri liberi per la Dinamo 2000, stavolta è il turno di Simone Pisu. L'attacco per i gialloneri con Piludu, uscita di Uda, arriva il blocco di Moret che poi va ancora a ribloccare per favorire la conclusione del suo numero 6. Il rimbalzo è toccato per ultimo da Moret, doppio tuffo, scatto di generosità per il numero 2 biancoverde e il 4 giallo-nero. L'ultimo tocco è del giocatore di Roberto Frau. Ultimo minuto del terzo quarto che inizia con la Dinamo 2000 in attacco e in vantaggio di 31 punti, 75 a 44. Il palleggio prolungato di Sata esce ben lontano dalla linea del tiro da 3 punti. Virdis trova l'ennesimo fallo del
terzo quarto del Saragius. Abbiamo accennato quanto per il numero eccessivo di infrazioni commesse dai gialloneri questo terzo quarto abbia faticato a prendere ritmo. Se ne è giovata ovviamente la squadra di Rotondo, che ha controllato e ampliato il vantaggio con cui le due squadre erano andate a riposo, ovvero quel più 25, 58-33. Parziale della terza frazione che racconta di un 17-11 in favore dei biancoverdi, che non possono arrotondare il parziale con il libero di Virdis. Era Piludu, uscita prevedibile qua da parte di Deligia, legge ancora bene la difesa della Dinamo 2000, poi fa impelagarsi, un palleggio complicato Pisu, palla persa dalla Dinamo 2000, San Salvatore che non approfitta della situazione, sbaglia un appoggio tutt'altro che complicato Piludu. Errore un po' la fotografia della giornata complicatissima della squadra di Frau, quasi il tocco di piede del numero 50, classe 2000, Alessio Piludu. Giovane playmaker a disposizione di Roberto Frau, tanto poi si butta dentro Matteo Satta, la sua penetrazione si chiude con un tiro che si vede sputato dai ferri del Pallasimula. Tanto qua c'è l'infrazione di campo. Entra persa per la formazione giallonera. A eseguire la rimessa, Satta a sfruttare il blocco di Virdis, la lacrima di Satta è corta. Ultimo tocco è Sassarese, 4 secondi e 4 al termine del terzo quarto, cronometro che probabilmente è partito prima che il gioco riprendesse. Vediamo un po' se gli arbitri aggiorneranno il tabellone, così non è. Ultimi 3 secondi dunque del terzo quarto, conclusione da centrocampo di Piludo, probabilmente meritava maggior fortuna ma non trova il fondo della rettina. Terzo quarto che si chiude con la Dinamo 2000 nettamente in controllo, 77-44 il parziale. Ultima pausa pubblicitaria per noi, ci risentiamo per gli ultimi 10 minuti di gara. Dalla cinquantennale J4 esperienza Sport di si commerciali occupa della Perroni, fornitura di nel settore abbigliamento e dell'edilizia, nasce il attrezzature nuovo sportive dei showroom migliori dedicato marchi alla italiani ed ristrutturazione della esteri. casa. Nella storica sede di via Unico San RA Pro di Spirati, Cagliari, Manno, rivenditore puoi trovare gold un del fortissimo brand reparto spagnolo dedicato alla Ioma, dei termoidraulica, medicinali ma anche Sixtus, delle stufe a attrezzature pelle, barre e dentistica teschiavi, e le oltre che migliori di proposte tanti di altri pavimenti prestigiosi radianti. marchi. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti Sono e tante le preventivi società sportive e gli personalizzati, atleti anche di in tutti gli loco. sport che Commerciale si Pirroni, servono da qualità J4 e Sport e che affidabilità continuano a per la tua seguire la casa. nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di commerciali Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. (77-44) con questo punteggio
Dinamo 2000 e San Salvatore Saragius si apprestano a disputare gli ultimi 10 minuti di questa sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie D di basket. Dinamo 2000 dunque a 600 secondi dalla vittoria all'esordio nel suo campionato, squadra sassarese che recupererà la sua prima giornata sul campo della Vitalis San Gavino nella giornata di martedì. Vediamo se in questi ultimi 10 minuti il San Salvatore riuscirà a ridurre il passivo con azione Selargina, che ha perso anche il quarto periodo di gioco. Il parziale di 19-11, 33-18 e 25-15 i risultati quarto per quarto. Una partita dominata dalla Dinamo 2000 se si fa eccezione per i primissimi minuti. Tanto qua Pisù finta il tiro, cede fallo l'omonimo Simone, tripla sul ferro dall'attacco giallo-nero affidato a Margini, prova ad andare di mancina, trova il fallo che lo manderà in lunetta per 2 tiri liberi. San Salvatore che nel terzo quarto ha esaurito ben presto il numero di falli a propria disposizione, concedendo una marea di tiri liberi alla formazione di Rotondo, che ha trasformato con buone percentuali. Ottima prestazione offensiva, può anche banale dirlo visti i 77 punti segnati in poco più di 3 quarti. Il primo punto dell'ultimo periodo è per il San Salvatore, a segnarlo Margini dalla lunetta. Qua spazio per la tripla di Sata, rimbalzo fa fortissimo, va Virdis, nessuno lo taglia fuori, fa valere qua il numero 19, che fa guadagnarsi anch'esso la chance di aggiornare il suo bottino di punti. Primo libero lungo per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Dinamo. 1 su 2, così come qualche secondo fa per Federico Margini. Ora orchestrare l'attacco giallo-nero c'è Deligia, che si prende una conclusione complicata e va la forzatura qua del numero 30. 8 minuti e 40 secondi di prolungatissimo garbage time alla palla simula di Sassari. Sata, pallone per Alta, ribaltamento per la tripla di Pisu, l'altro rimbalzo per il capitano della Dinamo 2000 Matteo Pisu. Corre bene questa volta in contropiede, 2 punti facili qui per Piludu. Qua Pisu rischia la palla persa, buca l'anticipo, però la difesa Selargina, che si trova un giro indietro, non paga dazio perché Pisu non trova l'aiuto del tabellone. Una conclusione nettamente imprecisa. Altro buon rientro difensivo però dei biancoverdi, palla recuperata, può correre in transizione Pisu, la lascia lì per Virdis, che trova una conclusione acrobatica, raccogliendo gli applausi del suo pubblico. Corso bene qua in contropiede il lungo biancoverde. Dinamo tocca a quota 80. Si può riprendere a giocare, ecco il servizio per Piludu, un Sata che non molla neanche un attimo, neanche sopra di 33, forza praticamente la palla persa, arriva l'appoggio al tabellone di Simone Pisu. Ancora una volta l'intensità difensiva di Sata, a Margini prova a farsi largo, trova il fallo di Virdis. Con 35 punti di vantaggio, una partita
che ormai ha ben poco da dire, nonostante manca ancora tanto. 7:27 la sirena finale, è tutto nell'approccio difensivo di Matteo Satta, lo spirito di questa formazione, come ricordato dal direttore tecnico Pilia nel nostro prepartita, è sì una neopromossa ma con ambizioni di playoff poco celate. Qua buca l'anticipo ancora la difesa del San Salvatore. Satta non si fida del suo tiro da 3, Uda gli lascia un buon cuscinetto, forse è consapevole di questa poca convinzione nel tiro da 3 di Satta. Finisce con una palla persa l'attacco dei ragazzi di Rotondo. Va Deligia sulla buon close out di Peragallo, che è stato ad accelerare il movimento di tiro, l'aveva a sbattere sul secondo ferro. Ora Satta, finta solo il blocco Simone Piso, poi la palla all'altezza della linea del tiro libero per Peragallo, conclusione sul secondo ferro. Partita non eccelsa dal punto di vista realizzativo per Peragallo, ma attacco sassarese che non ha per niente risentito nell'assenza dei punti di Peragallo. Qua arrivano 2 punti di margini che guarda un po' in maniera polemica il direttore di gara Mele per non avergli concesso la chance di avere in un'età per il tiro libero supplementare. 82-49. Peragallo prende posizione Virdis, si butta dentro, gancio mancino di Virdis che trova 2 punti e i complimenti del suo coach. Era Piludu costretto a chiudere il palleggio senza sapere bene cosa fare del pallone. Il pallone ora scaricato per Deligia, altro buon scivolamento difensivo questa volta di Peralta. 2000 che continua a difendere forte, esagera. Satta con questo pallone irraggiungibile per Peragallo. Forzatura del play, che stante l'infortunio di Canopoli ha giocato tantissimi minuti in questa partita. Lovic ora per il San Salvatore, prova ad andare 1 contro 1 con Peralta, che nonostante sia più alto di lui scivola bene contro il più rapido avversario. Poi Uda forza da lontanissimo. Conclusione sul secondo ferro. Peragallo pensa per un attimo alla rapida riapertura, poi decide di prendersi meno rischi e allora arriva ora l'uscita di Simone Piso servito da Satta. Virdis proprio per Peragallo, ci sarebbe un quarto di campo per l'isolamento. Peragallo vede che Deligia gli concede la possibilità di prendersi un tiro da 3 con buon spazio, non ci pensa su 2 volte e trafigge il canestro della San Salvatore, facendo toccare a Dinamo 2000 quota 87. Ora il vantaggio che rischia di arrivare e di andare oltre i 40 punti. Qua Peragallo, palla schiacciata a terra per il rimorchio di Cristian Peralta. Altri 2 punti per i sassaresi. Ora sono 40 le lunghezze di vantaggio, così come i secondi che aggiunti ai 4 minuti mancano al termine di questo Dinamo 2000 San Salvatore Serragius. Noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
12-5 il parziale del quarto in favore della Dinamo 2000 di Emanuele Rotondo sul San Salvatore Seragius di Roberto Frau. 4 minuti e 40 secondi alla sirena finale, 89-49 per la formazione di casa, che ha ulteriormente aggiornato il massimo vantaggio portandolo a 40 lunghezze. San Salvatore ha rischio doppiaggio se si continuerà su questa lunghezza d'onda. Attacco giallonero con Piludo, prova a prendere posizione in post margine, altra giocata con la mano sinistra, stavolta Virdis non riesce ad arginarlo. Dunque scollina oltre il 50 il San Salvatore, mentre arriva il fallo di Federico Margini, secondo fallo di squadra in questo ultimo periodo. Tanto rientrano per la Dinamo 2000 Sanciu e Jano Nigra fa il suo debutto nella partita. Classe 2000 Jano Nigra, utilizzabile sia da 2 che da 3, giocatore dall'ottimo approccio, un'ottima cultura del lavoro. La caccia di minuti, Rotondo mi concede ora la chance di calcare il parquet in questo esordio stagionale della Dinamo 2000. Ora 2 liberi per Andrea Peragallo. Dinamo fa 90. No, anche 91 grazie alla viaggio in lunetta immacolato di Peragallo. Ora Uda, una palla in post margini, non è oltre la linea di 3 punti per la conclusione della lunga di Lovicu, che trova il secondo ferro, prova a spingere la transizione Sancho, lo lascia lì per Peragallo, ancora una volta De Ligia gli concede tanto spazio, la conclusione di Peragallo questa volta è corta, il rimbalzo facile per Sancho, che serve ancora a Peragallo, questa volta si butta dentro con tantissima libertà e trova altri 2 punti. 3 minuti e 27 secondi al termine, qua De Ligia si muove sulla linea di fondo, non trova lo scarico per Margini, la chiusura di Virdis, allora prova ancora a pompare Sanchu, pallone per Nigra, l'ultimo tocco è di Lovicu, va intercettato il passaggio del numero 25, doppio cambio anche in casa Selargina, in campo il numero 32 Melis e il 45 Rundedu, rispettivamente classe 2001 e 2002, squadra giovanissima quella di Roberto Frau, che è arrivata a Sassari con 6 millennials, un po' più esperta la formazione di Rotondo dal punto di vista strettamente anagrafico. Rimessa da fondo per la Dinamo 2000, abbatte Sanchu, c'è il movimento di Peragallo, qui appoggio al vetro, non trova il fondo della retina, allora Rundedu per ridurre il passivo, l'aiuto di Virdis con la stoppata, in precedenza il fallo di Nigra. Due liberi per il numero 45 del San Salvatore Selargius. 3 minuti, ultimi 3 minuti e 6 secondi di questa sfida, che dunque vedrà la Dinamo avere la prima vittoria del suo campionato, salire a quota 2, rimarrà a quota 0 dopo le prime 2 sconfitte. La formazione di Roberto Frau, qua Sanchu finta il tiro, si butta dentro, poi trova lo scarico per Peragallo, che realizza con un piede sull'arco la Rundedu, tenta la guardia di Nigra che commette fallo. Quarto fallo di squadra per
i biancoverdi. Messa al lato affidata a Rundeddu, fa da Uda, buona presa di posizione di Margini. Stavolta il suo tiro non trova il bersaglio grosso. L'ultimo tocco è Turritano, rimessa per i ragazzi di coach Frau. Uda può andare 1 contro 1 con Sancho, ancora presa di posizione di Margini. Uda fa tutto da solo con la mano sinistra, serie di tocchi a rimbalzo, stavolta alla meglio la formazione in trasferta. Ancora Margini, prova a forzare, scivola ancora bene su di Virdis, finisce per stopparlo parzialmente. L'ultimo tocco è il suo, la rimessa, la seconda consecutiva in attacco per il San Salvatore. Ancora Margini che si butta dentro guadagnando il centro, poi cerca la prediletta mano sinistra, ancora Virdis a chiudere, a stopparlo, poi Margini ancora una volta, arriva il fallo e poi si beccano un po'. Una partita praticamente finita. Margini e Cristian Peralta, arriva il tecnico per il numero 21, ma dovrebbe essere stata questa la decisione arbitrale. Fallo tecnico per Peralta. Dunque Margini che andrà in lunetta a 2 minuti e 5 secondi alla sirena finale. Tanto ad amministrare il libero del tecnico Luca Rundeddu. Va bersaglio per il 53esimo punto la squadra oggi in trasferta. Ora 2 liberi anche per Federico Margini, che andrà ad amministrare il fallo di gioco commesso ai suoi danni e antecedente al tecnico di Peralta. Allora è in lunetta per Margini, 0 su 2, ovviamente anche innervosito dal battibecco con Peralta. Peragallo per Bach, palla troppo profonda per il polacco che non può controllare. Palla persa per la Dinamo 2000, superfluo dire quanto poco incida ai fini di una ottima prestazione all'esordio per i ragazzi di Rotondo. Qua Uda sul blocco di Massidda, va ancora una volta a infilarsi, a cercare uno spazio che non c'è. Arriva un ottimo scatto di generosità, la palla recuperata dalla Dinamo 2000 a rendersene protagonista Jano Nigra. Ultimo tocco oltretutto è dei Sellargini, rimessa al lato per la squadra di casa. Qua Peragallo rischiare di perdere palla sul tentativo di anticipo quasi riuscito di Melis, poi Sanchu, si chiudono gli spazi, si chiude bene, ma stavolta la difesa del San Salvatore. Qua Rundeddu con lo Eurostep non trova comunque il fondo della retina appoggiando a tabellone. L'apertura di Peragallo coglie in controtempo Sanchu, cumulo di distrazioni che fa arrabbiare Rotondo nonostante l'ampissimo margine di vantaggio. 1 minuto e 16 secondi alla sirena finale, da stabilire come ormai da tempo solo il punteggio finale che andrà nel referto. 40 lunghezze separano le due compagini. Peragallo, Virdis per Nigra, Virdis bloccare per Peragallo, palla che intendeva servire in angolo Bach che stava salendo per
ricezione più vicina rispetto al punto da cui è partito il pallone che Peragallo intendeva servirgli. La Massidda riceve Lovikov, salta sulla finta qua Nigra, un pagadazio la difesa della Dinamo 2000. Allora Sanciu va ancora una volta a correre il campo, Bach dà un'occhiata a Nigra, poi torna dal suo numero 25 Virdis per Peragallo che dà un'occhiata al cronometro della sfida, verosimilmente ultimo attacco per la Dinamo 2000. Qua Peragallo si butta dentro, trova i 2 punti più belli della sua partita, sono quelli che portano la Dinamo 2000 a quota 97. Nigra prova comunque a metterci intensità difensiva per sfruttare al meglio lo spazio concessogli dal suo coach. Qua Uda incrocia in palleggio, prova a prendersi una tripla complicatissima che si rivela essere un airball. Qua Rotondo inizia a ringraziare la sua panchina, 8 secondi la Dinamo che probabilmente farà morire il pallone tra le mani di Marco Sanciu. Non arriva l'ultimo tiro come da regola non scritta. La pallacanestro, la Dinamo 2000 esordisce in campionato con il punteggio, vincendo contro il Salvatore Seragius con il punteggio di 97-55. Dunque Dinamo 2000 quota 2, San Salvatore Seragius che rimane ancorata a quota 0. Io ringrazio Edoardo Cordeda per le preziosissime immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Vi ricordo e vi rimando ai primissimi giorni della prossima settimana per i contenuti extra con le interviste ai 2 tecnici. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.